Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Sacre Passioni, Tableau Vivant in scena al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari. Un appuntamento a cura dell'associazione Agimus. Una serie di iniziative culturali, soprattutto musicali, curate dall'associazione Agimus. Che cosa abbiamo visto un po' quest'anno? La caratteristica principale è la continuità proprio durante tutto l'anno. Tant'è vero che proprio oggi concludiamo la fase invernale, ma già la prossima settimana comincia la rassegna primaverile. Ospiteremo Silvia Mezzanotte, che come si sa è stata per tanti anni la frontwoman dei Mattia Bazar. Vogliamo in un certo senso testimoniare questa attenzione di un soggetto prevalentemente classico che si rivolge a un pubblico di musica classica, però l'apertura appunto al mondo del pop, però fatto con progetti che riteniamo interessanti. Questa sera c'è un evento particolare, di che cosa si tratta? Intanto lo presenti un po' tu, che sei il direttore artistico della stagione. Sacre Passioni è veramente un unicum all'interno delle stagioni concertistiche, non lo si trova quasi mai, perché in un certo senso associa in maniera veramente creativa l'aspetto musicale e però l'aspetto anche scenografico, scenico. Si rappresentano in maniera veramente originale alcuni quadri, alcune opere pittoriche di autori molto noti come Caravaggio, Piero della Francesca, il Masaccio, insomma veramente tanti, e dal vivo. Quindi ci sono 3 attori che attraverso delle lente preparazioni e poi dei fulminei, cioè fermo immagine, rappresentano appunto questi quadri che poi accompagnati dalla musica creano una suggestione veramente unica. Maestro, allora ci sveli qual è la caratteristica e l'unicum di questo progetto e la prerogativa per fare questo tipo di lavoro? Un quadro che ha una certa comunicabilità dal momento in cui si osserva, produce delle sensazioni o qualcosa che è una sorta di passione interiore delle persone che guardano il quadro. Questo avviene anche per quanto riguarda la musica. La musica, senza volerla obbligatoriamente spiegare, anzi molte volte è il caso di non farlo con le parole, produce in chi suona ed anche in chi ascolta delle sensazioni forti che diventano vere e proprie passioni anche da curare. Si fa in modo che il momento in cui c'è questa trasposizione tra musica e immagine si riesce a coinvolgere il pubblico in sala, quindi si induce tutti a vivere un momento straordinario e passionale di ognuno di noi, legato o stimolato da ciò che si vede e ciò che si sente. Sacre Passioni propone attraverso una serie di tableau vivant la magia di un'inedita azione concerto, in cui grandi capolavori pittorici vengono ricostruiti dal vivo con un flusso ininterrotto di brani vocali e strumentali interamente eseguiti in presa diretta. Le tele costruite sotto gli occhi degli spettatori si immobilizzano completamente, restituendo l'emozione del dipinto per poi smontarsi e ricomporsi nel quadro successivo. Quanto tempo più o meno ci vuole per provare a mettere su uno spettacolo del genere? Innanzitutto c'è bisogno dell'idea, poi della scelta delle musiche che si vanno a fare. Quello di questa sera ha una particolarità. Noi abbiniamo ad esempio la musica di Gesualdo da Venosa a dei quadri prodotti in quell'epoca. Poi abbiniamo altri quadri del 600, 700, anche 800 con musiche dell'epoca ma anche del tempo vicino a noi. Questo per far capire che l'emozione forte rispetto a un dato, un'immagine, a un fatto, che cosa porta a vivere intensamente qualcosa che non è spiegabile, e in quel caso c'è la comunione tra chi è vissuto 200 anni fa, chi ha ritenuto opportuno dipingere qualcosa o chi ha voluto dipingere con le note, con la musica, ciò che avvertiva
interiormente. Il Festival Casa Van Westerholt, a cura dell'associazione Agimus, intende avviare un appuntamento fisso in memoria del musicista e attrezzare un luogo fisico permanente, casa museo, con l'auspicio che questa iniziativa possa consolidarsi nel tempo e diventare riferimento internazionale per la figura di Niccolò Van Westerholt. Tutti gli appuntamenti su www.associazionepadovano.it. Quest'estate che cosa vedremo? Inizieremo il 21 luglio con Ute Lemper, che è un'artista, una cantante di dimensione veramente internazionale, e concluderemo con un altro fuoriclasse della musica italiana, che è Nicola Piovani, il 25 agosto. E tra questi epigoni avremo il cosiddetto rock progressivo, rappresentato dalla premiata Forneria Marconi, nota a tutti come la PFM, e il Banco del Mutuo Soccorso, che sono due band veramente, almeno tra le band italiane, più riconosciute nel mondo intero. E per concludere poi il suggestivo concerto all'alba dello New Quartet, che in un certo senso si collega al filone di questo tipo di musica, cioè che parte da radici classiche, però poi trova contaminazioni con altri generi, come quello della musica, della canzone d'autore, in un certo senso, anche del rock. Quanto è importante far vivere la città in spettacolo, quindi organizzare veramente una programmazione artistica a tutto tondo? Certo, questa è una domanda che veramente mi riempie di gioia, perché questa amministrazione si è resa protagonista in questo ambito proprio per riconoscere nel ruolo proprio della cultura come funzione sociale per la nostra società e soprattutto anche per la nostra comunità. Durante il periodo post-Covid c'era questo fermento, c'era questa voglia di ritornare a riappropriarsi della città, ma soprattutto dei contenitori culturali e soprattutto il voler stare insieme. Noi abbiamo dato la possibilità di aprire i nostri contenitori a tutte le associazioni culturali, garantendo anche l'utilizzo gratuito per diversi anni appunto dei contenitori, e le associazioni ci hanno ripagato con una produzione culturale di eventi che è stata indimenticabile per questa città. Infatti abbiamo avuto le ultime due estati che sono stati all'insegna dei grandi eventi, abbiamo ospitato dei grandissimi artisti sia a livello nazionale che internazionale, Bridgewater, siamo stati partner anche del Locus Festival che ci ha premiati, abbiamo rilanciato la Sagra del Polpo, che è un evento gastronomico per cui siamo riconosciuti in tutta Italia, e questo tutto all'insegno della grande gioia di ritornare a vivere all'aperto insieme a tutti quanti, abbracciandoci e dedicandoci veramente giornate di festa, però sempre garantendo una qualità dell'organizzazione degli eventi. E quindi per noi è stata un'enorme gioia poter donare alla nostra città, e non solo, e a tutti i nostri visitatori, questo segmento artistico-culturale che per noi rappresenta un elemento indispensabile per tutta l'amministrazione. Grazie mille per essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto dall'associazione Agimus, che vi invita veramente a seguirci, soprattutto negli appuntamenti che organizzeremo dal 14 aprile con Silvia Mezzanotte e l'orchestra Ico Suoni del Sud di Foggia. Però ricordate, ci sono appuntamenti settimanali, e andremo poi con la scelta finale dell'estate, in cui gli eventi saranno veramente di levatura internazionale, quindi continuate a seguirci. I miei saluti sono al pubblico che ci ha seguito stamattina e che continua a seguirci, al quale pubblico rivolgiamo, come dire, una sorta di preghiera che non è solo musicale. Seguite ciò che avviene nei teatri, perché ciò che fa muovere il mondo, sembrerà strano, ma nei teatri che partono tutte quelle iniziative che siano intellettuali e che spingono poi alla riflessione profonda. Qui si muove il mondo. A tutti i telespettatori di questo bellissimo programma non possiamo che augurarvi di seguire questa bellissima trasmissione con bellissimi appuntamenti e imperdibili ospiti e novità.
In scena al Teatro Team di Bari Quasi Amici con Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Tratto dall'omonimo film francese del 2011, lo spettacolo è costruito sull'amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero. La brillante coppia composta da Massimo Ghini e Paolo Ruffini e l'ambientazione Made in Italy faranno rivivere con brio ed emozione una vicenda che ha segnato l'immaginario, cambiando molti stereotipi sulla diversità. Quasi Amici, ispirato a una storia vera, è stato il secondo film francese di maggiore incasso di tutti i tempi. Come dichiara il regista, un uomo molto agiato, intelligente, affascinante, un uomo che vive di cultura, un uomo che il destino ha voluto relegare a solo cervello facendolo precipitare con il parapendio, e un altro uomo che entra ed esce di galera con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Questi due uomini entrano in contatto e diventano inseparabili. Ridere sarà il veicolo segreto per arrivare a comprendere ancora di più i meccanismi che regolano la vita e i destini di questi uomini. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.